Oscar Bontempo, lei è stato più volte ribattezzato come il Signore delle Luci. Sì, mi hanno messo quel soprannome. Rimanendo sul tema delle luci, Le quante ce ne sono? luci quest'anno sono arrivato a metterne 133.000 luci, più tutti gli oggetti addobbi a terra illuminati, Rispetto all'anno scorso, quindi siamo aumentati di quanto più o di circa meno? 13.000. E quanto tempo ci impiega per allestire il Allora, tutto? inizio praticamente a ottobre con la pulizia, la potatura delle piante, preparare il giardino. Dal primo di novembre comincio a mettere le luci, gli impianti e quindi ci vuole quasi tutto il mese. Ho aperto il 29 fino al 6 gennaio e poi comincia il smontaggio, quindi tutto all'incirca dura 3 mesi di lavoro, 5-6 ore al giorno, non 5, 4, 3, dipende da voglia. E quanta curiosità c'è tra i passanti? C'è anche chi le Beh, suona il campanello, magari per chiederle qualche informazione. sì, ce ne sono che sono venuti anche per avere informazioni come fare i lavori, questo. Poi ci sono quelli che ti domandano quante luci, quanto tempo che ci metto. E poi ci sono, come l'altro giorno, delle cose anche belle, per esempio una mamma che è venuta qua, quella piccola di 3 anni, è venuta quando aveva 3 anni lei, che mi ha fatto le letterine di Babbo Natale, adesso è venuta con la figlia che mi ha portato i disegni. Quelle ricorrenze, da là si vede quanti anni che passa. Quindi queste sono le cose che le danno più soddisfazione, vero? Certo, la gente è quella che dà più soddisfazioni, se no che scopo è di fare tutte le illuminazioni. Ho iniziato con mia figlia, qua era piccola, adesso ha 44 anni e vive in Giappone, e adesso la mamma è andata a trovarla per 3 mesi, quindi la storia continua tutti gli anni. La differenza è che aumento le luci. Ne ho già praticamente preparate altre 10.000 di nuove per il prossimo anno. Se sono qua le metto su. E a chi non è mai venuto a vedere la sua casa iper illuminata, che augurio, che invito vorrebbe Beh, fare? niente, che se hanno voglia passano di qua e sono ben accetti. Ma io ne arrivo da tutte le parti, quindi anche ieri, che era domenica, avevo gente da, da stranieri, anche tanti stranieri. Quindi poi io ai bambini do fuori le caramelle, come ogni anno, ogni anno distribuisco circa 50 kg di caramelle e robe varie. Questa ormai è la storia, insomma. Quindi si può dire che oltre il Signore delle Luci è un originale Babbo Natale di Beh, Sanfior? insomma, tanti mi chiamano Babbo Natale, specialmente i bambini, e quindi la storia continua da 44 anni, quindi non è che ho iniziato ieri l'altro.